Amici e amiche di Basket Catanese, buonasera e benvenuti a questa nuova partita qui dal Palato Marchio a Via Grande. Io sono Alessandro Randazzo, con me Gaetano Gorgone. Ciao Gaetano. Buonasera Ale, buonasera a tutti, ben ritrovati. Allora, a cosa assisteremo? Assisteremo a una nuova partita, la quarta del girone di ritorno di questo campionato femminile, che vede scontrarsi oggi la Rainbow Via Grande, la squadra di casa, e la Recipina Messina invece la squadra ospite. Come la vedi? La Rainbow, capolista indiscussa sin qui, percorso netto, ancora a zero la voce delle sconfitte sul suo record. Ospita oggi una squadra tosta come Recifine, comunque è alla terza piazza in classifica se non vado errato, è comunque una formazione insidiosa, molto esperta, comunque con un'ottima tradizione di pallacanestro in generale. Sicuramente venderà cara la pelle qui al Palato Marchio oggi. Una Rainbow che è da segnalare, nel caso vincesse oggi sarebbe matematicamente prima in questo girone unico di questo campionato, e quindi porterebbe a casa la prima piazza di questa regular season. Il cammino sappiamo benissimo che per la Rainbow in questa Serie B femminile punta a ben altro, però diciamo che è un primo step importante che la Rainbow può raggiungere già oggi. Esatto, quindi vedremo un po' oggi come giocheranno le ragazze di Coach Gebbia. Dall'altro lato hai parlato già della Recipina Messina, terza in classifica, quindi vedremo un po' questa partita. Nel frattempo vediamo entrare in campo le giocatrici, però c'è subito il minuto di silenzio. Bene, tutto è pronto per iniziare. Vediamo le giocatrici che appunto danno il 5 agli avversari, danno il 5 agli arbitri. Si può iniziare. Vediamo il salto a 2. Ed ecco che inizia la partita. Primo possesso Rainbow, subito aggressiva qui Katerincic, l'attacco subito a prendere questo fallo, saranno 2 tiri liberi, neanche passati 3 secondi. Vediamo un po' nel frattempo anche i quintetti schierati in campo dai due coach. Per la Rainbow vediamo appunto Katerincic, Spampinato, poi Ivaniuk col numero 44, col 31 Rostowska e col numero 5 Semenchuk. Per quanto riguarda invece la Recipina Messina, vediamo in campo col numero 8 Davi, col numero 7 Shulha, poi la portatrice di palla numero 31 Mazuri Shena, col numero 9 invece Kalak, e con il numero 13 proprio Recipina, che in questo momento prende il pallone per questa azione d'attacco della squadra ospite, e sono i primi 2 punti anche per loro, segnati proprio da Recipina con la numero 13. 2-2 il punteggio in virtù dei liberi realizzati da Katerincic, i primi liberi della partita, ed è proprio lei adesso ad attaccare ancora il canestro, forzando. Qui stavolta non va bene, neanche il fallo viene concesso, però dall'altra parte non riesce a punire Kalak. Vediamo già il ribaltamento di fronte, fallo. Subito dinamica questa partita. Sì, ritmi alti da entrambe le parti, con
La Rainbow che ha cercato molto Katerincic negli scorsi possessi, in generale cerca molto di fare transizione di corner e qui ci riesce bene, come abbiamo appena visto con Terminale Rostosca che porta a casa 2 tiri liberi. Dall'altro lato molto bene Recifina in attacco, soprattutto nel primo possesso di difesa schierata in cui ha attaccato la Rainbow, trova una soluzione centrale che porta ai primi 2 punti del suo match, mentre Rostosca segna il primo libero. Eh sì, vediamo adesso il 3-2 e il 4-2, 2 liberi su 2, il 100% dei liberi finora per la Rainbow Via Grande, 2 Katerincic, 2 Rostosca, 4-2 il punteggio. Vediamo subito però la Recifina Messina che attacca forte, questa volta con Kalak che va a prendersi questi 2 liberi anche dall'altra parte. Ancora le squadre giustamente stanno studiando, ci sono falli spesi. Molto bene qui la penetrazione della numero 9 bianco-blu, fischio in stereofonia da parte degli arbitri, evidentemente erano molto d'accordo sul fischio. Hai notato questa cosa? Sì, entrambi hanno fischiato il fallo quasi praticamente in contemporaneo. 1 su 2 il verdetto dai liberi per quanto riguarda Kalak. E può ripartire così la Rainbow Via Grande, scusate, anche se Ivaniuk viene costretta a toccare la linea di fondo, praticamente non riesce a gestire bene questo possesso. Vediamo la squadra ospite come risponde con un'altra palla persa, quindi parità, qui un po' di fretta da parte di entrambe le squadre. Adesso Ivaniuk dovrà gestire meglio la sua squadra in questi primi possessi. Ancora Katerincic, si gira, vede spampinato, la cede dentro per Rostosca. Adesso vediamo la gestione, ancora palla a Katerincic, altri 2 punti per lei. Comunque tutte le palle passano da Katerincic. Sì, inizia molto nel vivo del match. Lei è comunque una giocatrice che si fa vedere a tratti, nel senso che sceglie un momento della partita in cui fare male e si fa sentire, in questo caso l'inizio. In questo caso inizia molto forte, così come la Recifina Messina. Sono 2 i punti realizzati da Mazurishena per restare lì attaccati alla capolista, alla Rainbow, che qua sbaglia un possesso e Katerincic commette fallo sulla ripartenza di Messina. Chiede anche l'infrazione di passi, però gli arbitri non sono di questo avviso, era fallo sulla ripartenza. Sì, saggio fallo speso secondo me dalla Rainbow, e comunque qui ferma una transizione che poteva essere insidiosa da parte degli avversari. Comunque decidono di fermare il pericolo a priori. Vediamo adesso come girano le ragazze in maglia blu. Bene, qui lascia sul posto il difensore, poi però non riesce a concludere bene e la Rainbow non riesce neanche a uscire. Qui la palla ancora dalla loro metà campo sbatte sulle gambe di Ivaniuk, quindi sarà ancora possesso Recifina. Vediamo il possesso adesso, viene gestito da Shulha, fuori per il tiro che scheggia il ferro, e quindi ancora Rainbow, ancora Ivaniuk che parte a 1000 alla fine. Bene, bello il passaggio qui dietro la schiena. Errore infine di Semenchuk dalla linea del tiro da 3. Era comunque un tiro giusto che ha preso la numero 5, purtroppo non è andata a buon fine. E allora ancora Messina cercano di trovare uno spazio qua, ancora l'1 contro 1 dal fondo cercato, e alla fine è proprio Mazurishena a segnare altri 2 punti. Sorpasso Recifina. Recifina ha iniziato subito col piede giusto questo match, sta trovando le soluzioni giuste offensivamente, mentre la Rainbow si sta affidando un po' troppo a soluzioni personali, come in questo caso con Katerincic. Vediamo infatti Katerincic qui che prova la penetrazione, viene fermata dalle difese in maglia blu, e allora vediamo ancora qui bella l'azione
di Kalak, che alla fine porta a casa 2 tiri liberi, ma c'è il timeout chiesto da coach Gebbia, allora ci fermiamo qualche secondo. Ed eccoci qua con i tiri liberi di Kalak, il primo segnato, il secondo invece no, e quindi palla Ivaniuk, può ripartire la Rainbow. Ancora Ivaniuk cerca le compagne, alla fine prova per l'azione personale, fermata inizialmente da Davi, poi diciamo incespica sul pallone e la palla è della Rescifina Messina. Ancora Kalak, altro possesso sprecato qui dalla Rainbow, e adesso Rescifina è sul +2 con possesso. Qui il passaggio troppo ambizioso, non sono capite le due compagne Mazurishina e Shulha. Non c'è stata intesa, vediamo invece adesso l'intesa Rainbow se torna un po' di più. Spampinato Ivaniuk, prova a sfruttare il blocco, va dall'altra parte Ivaniuk, bene qui, peccato il canestro non premia la 44, però poi arriva Rostowska a prendersi questi 2 liberi. Non è un attacco chiaro ancora quello della Rainbow, secondo me. Sì, qui grande lettura da parte di Ivaniuk, che spezza il pick and roll sfruttando il suo primo passo. Poi non riesce a chiudere al ferro, fortunatamente c'è Rostowska che pulisce il rimbalzo offensivo, ma qui sbaglia il primo libero. Si affidano ancora quindi a questi attacchi da parte delle giocatrici, in questo caso Ivaniuk, poi Rostowska realizza il libero. C'è un errore al tabellone del Palato Marchio. Sì, il punto era stato dato alla squadra ospite. Vediamo un po' adesso, forzatura però premiata, in questo caso Rescifina con la numero 13 realizza questi 2 punti, +3 adesso per Messina. Vediamo Spampinato qui col palleggio, prova a crearsi spazio, lo crea anche per le compagne. Adesso Ivaniuk, blocco portato da Rostowska e la tripla di Ivaniuk. Super bomba di Ivaniuk. Sì, super bomba di Ivaniuk per il pareggio, 10-10, mancano meno di 5 minuti, poco meno di 5 minuti in questo primo quarto. Qua palla persa per Rescifina e allora Semenchuk tentare un'azione in solitaria cost to cost. Qui cercava il fallo, non è arrivato, e quindi palla persa di Semenchuk. Sì, molto bene in precedenza Ivaniuk, che ha dimostrato che è una giocatrice a cui non si può lasciare neanche un metro dietro i blocchi. Questo è stato un errore da parte di Rescifina, che ha pagato a caro prezzo con la tripla subita. Adesso vedremo come saprà rispondere. Ancora gioco sotto, che
stavolta però viene fermata, troppe maglie bianche attorno a lei e può ripartire Katerincic. Vediamo ancora Rostowska con la mano sinistra in semigancio, arriva fino al tabellone, altri 2 punti per lei, sorpasso Rainbow che comunque il primo quarto sta andando cauta, non sta realizzando molto in questo caso sul +2 e chiarisce subito i conti Mezurishina. Sono 13-12 adesso per la squadra ospite, ancora Katerincic. Vediamo Semenchuk, Rostowska, Spampinato aspettava un pallone che non è arrivato e quindi si gira ancora Spampinato, adesso sempre da lontano, il tiro comunque è uno di quelli a cui ci ha abituato, stavolta non va bene, quindi è un'altra azione non andata in porto per la Rainbow. Qua forzatura di Messina e quindi la Rainbow ha un'altra occasione sempre sul -1. Vediamo Ivaniuk, Rostowska chiama palla alla fine, qui bello il passaggio per Semenchuk con difensore che non si accorge di questo pallone. Pessima posizione difensiva, Semenchuk praticamente era il suo difensore che le dava le spalle, facile 2 punti. Sì. Non si sono chiariti qui le ragazze della Rescifina su di chi era appunto Semenchuk. Qua altro tiro preso non proprio in movimento, altra azione che si conclude con il recupero della Rainbow. Proprio Katerincic va ad appoggiare, troppa potenza al tabellone, quindi contropiede vanificato qui da Katerincic. Vediamo adesso il tiro in posizione, peccato, Mezurishina non riesce ma va a correggere la compagna. Proprio il +1, 15-14, adesso 2:30 da giocare alla fine del quarto. Vediamo adesso Spampinato sempre con calma, cerca bene la compagna libera Rostowska che non delude la numero 10 dopo un assist che la trova libera lì sotto il canestro. Nuovo +1 Rainbow. Vediamo adesso il tiro piazzato, prova anche a prendere rimbalzi in attacco ma c'è Ivaniuk in agguato che ruba palla, poi vuole farsela tutto da solo, finta, non riesce a concludere. In questo caso c'era Spampinato che aspettava la palla, non riesce ad attirare l'attenzione della compagna di squadra. Dall'altra parte Shulha a riportare sul +1 la sua squadra, 17-16. Vediamo un po', adesso manca poco alla fine di questo primo quarto. Katerincic prova anche a prendere il rimbalzo dato dal suo tiro corto. Qua Davi riesce a prendere un fallo in corsa. Ivaniuk forse era messa troppo male in posizione. Sì, ma in generale mi preme sottolineare l'ottimo primo quarto di Rescifina sin qui, che ha veramente preso le misure alla Rainbow sia offensivamente che difensivamente. Una squadra molto ordinata che sta trovando i suoi tiri in attacco. La Rainbow sta un po' faticando a arginare alcune giocatrici di Rescifina nella metà campo difensiva e a trovare le solite combinazioni che le riescono spesso nella metà campo offensiva. Da qui Rescifina riesce ad essere avanti di 1 a poco più di un minuto alla fine del primo quarto. Eh sì, hanno tenuto a botta le ragazze di Coach Malaya e adesso ci sono anche 2 tiri liberi per Davi. Il primo non va bene. Scena fantastica di Coach Gebi che chiede a Ivaniuk di riaccoppiarsi con la sua marcatrice e Ivaniuk fa il segno di un numero. Ivaniuk dice Sotol. 2 parole, messaggio chiaro per il coach. È proprio Ivaniuk adesso a cedere la palla a Spampinato, che prova un passaggio uno dei suoi. Stavolta la palla rimbalza verso Semenchuk che appoggia in modo non troppo coordinato, però trova il tabellone, quindi +1 nuovamente Rainbow. E adesso è partito l'ultimo minuto di questo quarto. Palla ancora della 31 che spara un pallone troppo forte che va oltre il canestro. Spampinato qui ci pensa, poi si ferma, voleva la tripla ma vede libera Semenchuk dall'altra parte. Adesso vorrebbe ritornare la palla
Invece il tiro lo prende inizialmente Amico con una conclusione Spampinato un pochettino si sbraccia, poi alla fine Semenchuk va a correggere. 20-17, Kalak guarda il cronometro, c'è un'ultima azione da giocare. Vediamo Kalak che l'idea era buona, ma Davi non era partita col tempismo giusto della compagna, quindi il passaggio va direttamente fuori e sono 8 i secondi adesso a disposizione dei ragazzi di coach Gebbia. A battere la rimessa c'è proprio Semenchuk. Ivaniuk prende questa palla, Spampinato la chiama, è sola, preferisce il passaggio d'Amico e qui un'azione che poteva andare diversamente. Spampinato poi alla fine si era ritrovata libera per il tiro da 3 che poteva essere comunque un tiro finale di questo quarto. Sì, si dispera Spampinato. Finisce 20-17, fra 2 minuti torneremo con il secondo quarto. Tutti raffreddati. Sì, c'è una... non voglio usare il termine epidemia, comunque c'è un raffreddore in corso da parte di tanti membri, tanti partecipanti a questa partita. Rimessa per l'inizio di questo secondo quarto, la palla è proprio della Rescifina Messina. E la palla è proprio di Rescifina, tra l'altro. Subito palla in Mazuriscena che si trova qui la tripla per partire subito con questo sprint, con questo pareggio. Gran bella conclusione, costruisce il suo tiro creandosi spazio sull'arco, ottima tripla. Ottima tripla, adesso primo possesso invece Rainbow di questo secondo quarto. Semenchuk long two, come dissi ieri anche per l'altra partita, aveva i piedi praticamente quasi sulla linea da 3, però verso l'interno, e quindi 2 punti per la numero 5. Adesso vediamo Rescifina dentro, il pallone non viene gestito bene, quindi Amico riesce a rubare la palla e cederla a Ivaniuk, che adesso col palleggio prova a creare spazio anche per le compagne di squadra. Vediamo Ivaniuk, penetrazione della 44, niente da fare neanche stavolta, non fortunata qua Semenchuk, la palla le piove quasi addosso e Kalak decide quasi di dargliela questa palla, non calibra bene il passaggio. Tiro
Siamo preso un po' a caso, ma fortunatamente il possesso è ancora Rainbow e possono ragionare un po' di più. Ivaniuk, proprio mentre dicevo di ragionare, la spara dalla linea rossa della pallavolo e quindi si rimane come ci eravamo lasciati pochi secondi prima. 22-20 Rainbow. Ancora Spadaro, vediamo adesso il palleggio, prova a liberarsi Spadaro, però Mazurishina preferisce il tiro che stavolta non va come il precedente. Però fa arrabbiare un po' Gebbia questa conclusione, perché è un po' la fotocopia di quella di prima. Sì. Chiama lo schema Ivaniuk, adesso provano a organizzarsi un po' meglio Semenchuk, Ivaniuk spampinato dall'altra parte, continua il giro fra le esterne. 3 secondi, qua l'arbitro sta attento. 3 secondi fischiati a Rostowska, che effettivamente stagiona un po' lì aspettando la palla. Qualche incomprensione tra Spampinato e Semenchuk. Tra Spampinato? E Semenchuk. Se ne era avvisato Spampinato prima a bordo campo e poi direttamente col suo coach. Non ho capito l'entità della questione. Vedremo un po' durante questa partita. Intanto la difesa ha funzionato bene, hanno conquistato questa palla. Vediamo ancora, il gioco è pressoché lo stesso, rinizia il giro con Semenchuk, stavolta Rostowska sta un po' più fuori. Vediamo ancora Semenchuk, arriva fino all'apice della linea del tiro da 3. Qua il passaggio forse è troppo alto, ci prova Ivaniuk a terra in campo, ma la palla va direttamente in maglia blu ed ecco che Rescifina, arresto, tiro. Alla fine in qualche modo Amico recupera questa palla. Ivaniuk qui, sì, Ivaniuk si aiuta un po' col piede. Palla bianca però, La palla è stata data bianca. Allora io avevo visto il piede di Ivaniuk, probabilmente di Rescifina, probabilmente è stato. Forse anche di Rescifina. Sì. E quindi maglia, diciamo, possesso Rainbow. Vediamo ancora Ivaniuk, Semenchuk, Ivaniuk spampinato, girano nel frattempo le interne. Ivaniuk però preferisce la conclusione personale, errore, altro errore per lei. Vediamo un po' Spadaro. Ancora il gioco della 31, qui buona l'azione, peccato per la conclusione, ma Spadaro lotta sotto canestro, alla fine è ancora di Kalak il tiro e poi non riescono a recuperare palla. Esce proprio Kalak, rientra David. Ivaniuk ancora in possesso, sempre lei per Amico che si allarga stavolta ed entra dentro. Qui il tiro ci stava, la palla è sempre di Amico, però stavolta commette infrazione di passi. Sì, una Rainbow frettolosa sin qui, per quanto comunque riesca ad essere avanti di 2 lunghezze nel punteggio, devo dire che offensivamente sta avendo parecchia fretta. Rescifina si è un po' fermata però nella propria metà campo offensiva, diciamo in un momento del match in cui gli attacchi non la stanno facendo da padrone. Sì, e ora vediamo che rientra anche Katerincic. Il punteggio è sempre di 22-20 per la Rainbow quando sono passati quasi 4 minuti già in questo secondo quarto. I punti segnati sono... C'è stato un cambio flash per la Rainbow che ha mandato in panchina, spampinato per poi farlo tornare subito sul parquet. Penso che la motivazione sia che coach Gebbia ha dato un'indicazione tattica a Spampinato, nel senso che le ha segnalato che credo Rescifina sia 1-3-1 in difesa e quindi c'è da attaccare un particolare schema per arginare la difesa appunto delle... Sì, vedremo un po' ora la prossima occasione in attacco per la Rainbow, cosa
cosa ci faranno vedere, ed ecco qui proprio il rimbalzo. Sì, Credo anche che lo schema sia maglia, vediamo se adesso lo chiama Spampinato. vediamo un po', Ecco, ed è proprio spalla, comunque abbiamo visto il gesto. si tocca anche i pantaloncini, insomma ha chiamato lo schema, ed ecco che si libera proprio Bosio, la numero 17. Si riesce bene lo schema a questo punto, proprio perché una dei due sotto canestro si libera, e dalla media con un tiro piuttosto facile, proprio perché il difensore sotto e uno non riescono ad adeguarsi bene alla difesa di Rescifina. Quindi vedremo le prossime azioni come andranno. Più 4 adesso Rainbow, la rimessa è però per la squadra ospite. Vediamo proprio Rescifina, Kalak prende questo pallone, lo scarica a Davi prova a vedere un po' il movimento delle compagne di squadra. Adesso Spadaro si allarga, finta il tiro da 3, fuori ancora per Kalak, si trova uno spazio più libero e lo sfrutta proprio allo scadere dei 24. Tripla di Kalak, -1 Rescifina. Che giocatrice la numero 9, non è la prima bomba o conclusione molto complessa che porta a segno. Questa veramente è di pregevole fattura sulla Sirena. Eh sì, e adesso deve rispondere subito la Rainbow, proprio per mantenere quantomeno il vantaggio che stava cercando di accumulare. E Katerincic, proprio lei a provare a pareggiare i conti proprio sul tiro da 3, sbaglia, e quindi è proprio Kalak a riportare la Rescifina nell'altra metà campo. Spadaro qui vede Rescifina fuori da linea 3, prova a rientrare Spadaro, bello il movimento qui di entrambe. Rescifina la becca e 2 punti. Gioco a 2 superlativo di Rescifina, ma soprattutto ottima lettura di Rescifina, la giocatrice, ovvero la figlia del... Eh sì, anche il taglio di Spadaro che prende il tempo alla giocatrice della Rainbow. Vediamo adesso Amico che va un pochettino a ingabbiarsi fra due maglie blu, non riesce poi a essere efficace, quindi ancora possesso. Qui giocata un pochettino arrischiato, giustamente poi l'arbitro fischia l'infrazione di passi proprio per Rescifina, che per un attimo aveva pensato di tirare, poi a passare, alla fine tenta questo tiro, ma il piede perno è stato mosso, ma rimane comunque sul +1 la squadra ospite. Vediamo adesso Amico, Ivaniuk, Spampinato è lì pronta da ricevere questa palla, però Kalak la vede, adesso fa il pendolo Spampinato, va dall'altra parte, il tiro da 3 c'è, però non entra per pochissimo. Può ripartire Kalak, adesso proprio Spampinato va in difesa, riesce a trattenerla quel poco che basta per indurla in errore. A prescindere da questo errore, Kalak o Kalac, mi fido della tua pronuncia in ogni caso, è veramente un pezzo da 90 di questo match. Stanno molto filo da torcere alle pari livello, o no? Si fa anche male. L'ho appena detto, cavolo. Sì. Eravamo proiettati nell'altra metà campo, nel frattempo Kalac va in panchina direttamente, toccandosi probabilmente il gomito. Sembra il gomito, comunque ha preso una botta, si spera nulla di grave. Escono il ghiaccio quelli della Rescifina. Sì, vero peccato, stavo appena dicendo. Sì, stavo lodando proprio Kalac, che nel frattempo si fa male, è proprio al posto suo. Ecco l'ingresso di Biancato con la numero 16. Vediamo un po', comunque pedina importante persa per, si spera, poco. Sì. Vediamo adesso la Rainbow se ne approfitterà. Vediamo Spampinato, il palleggio, prova il passaggio proprio alla fine del palleggio, troppo forte, troppo in direzione non ottima per la compagna di squadra, quindi altra azione finita un po' male per la Rainbow. Sempre sul -1, 3:25 da giocare alla fine di questo secondo quarto. Deve tenere botta la Rescifina. Qua sbaglia il tiro da 3. Vediamo Spampinato che cerca il taglio di una compagna, però la difesa rientra subito. Vediamo adesso Amico che prova a girarsi, ma trova un muro, e
qui deve tornare la palla fuori, ancora Spampinato, bella qui la finta, il tiro da 3, altra scheggiata del Ferro, non riesce a trovare il canestro in questo momento il capitano, la numero 10. C'è il fallo di fischiato a Ivaniuk. Antisportivo. Se non ho visto male. Ho visto un gesto, era sì sulla ripartenza, sul contropiede. Ho visto anche abbastanza contrariata Ivaniuk. Vediamo, fra l'altro anche il terzo di Ivaniuk che esce, però non antisportivo. Okay. Abbiamo visto male, diciamo, mia, la segnalazione arbitrale. Fatto sta che comunque il terzo fallo per Ivaniuk, che deve tornare a sedersi in panchina. Qui prova la ripartenza la Rainbow, però è Rescifina è più brava a intercettare. Spadaro poi con il tiro da 2 tentato. Rescifina ancora una palla conquistata, conquista anche il fallo subito e qui la Rainbow è un po' annebbiata. Anche Rescifina con il numero 13 sta dimostrando tutte le sue doti oggi, è una gran prova la sua, sia per impegno che per cose fatte vedere su questo, perché sinora davvero un plauso a lei per questi primi 18 minuti scarsi. Tra l'altro, se non erro, in questo secondo quarto la Rainbow ha segnato 4 punti, se non sbaglio era finito 20-17 il primo, quindi vi faremo sapere meglio appena leggeremo le statistiche. Fatto sta che comunque sì, l'attacco che non sta funzionando. No, in generale a livello offensivo un quarto che non ci ha regalato troppo dei due attacchi, meglio Rescifina sicuramente, infatti è tornata anche avanti nel punteggio di cortomuso. Definizione che va anche di moda in questo anno calcistico. Vediamo Mazurisciana adesso pronta a battere questa rimessa. 2:31 da giocare. Vediamo il movimento. Stanno per passare i 5 secondi, fra l'altro, però riescono poi le giocatrici in maglia blu a gestire questa rimessa. È proprio Mazurisciana che si sbraccia con il difensore e poi però non riesce neanche a prendere il ferro e quindi sarà palla Rainbow. Vediamo questo attacco gestito da Spampinato, Katerincic, ancora Spampinato, ancora il giro palla delle giocatrici della Rainbow. Spampinato vede l'ingresso di Amico in area, però non riesce ad appoggiare bene e quindi può ripartire. Situazione di 4 contro 2 che però adesso viene nullificata dal ritorno dei difensori e c'è anche il recupero proprio di Semenchuk che adesso va a passarla a Spampinato, ma un po' di confusione qui. Fatto sta che Semenchuk aveva provato a raggiungere Spampinato, ma sulla strada ha trovato Shula. Sì, confusione diciamo è un po' la parola per questo primo tempo della Rainbow. In generale Amico prima fa un ottimo taglio sul lato debole, anche prende il centro dell'area ottimamente, poi non riesce a chiudere, le manca proprio l'appoggio. Qui è un fallo che porta il bonus, visto il bonus per Rescifina, che porta in lunetta la numero 7. Eh sì, si prepara al cambio anche a rientrare Rostowska. Stavo proprio per dire che comunque abbiamo visto anche relativamente poco Rostowska oggi per gli standard della lunga via Grandese. Vediamo i liberi segnati qui dal Shula. Rostowska pronta a entrare per Amico e adesso più 3 Rescifina con bonus a favore, fra l'altro, quindi vediamo un po' quest'ultimo minuto e 40 di gioco in questo secondo quarto come andrà Katerincic. Vediamo Semenchuk, ancora Katerincic sempre fuori la linea 3. Semenchuk però un passaggio più semplice, trova la numero 13 che scarica un altro tiro da 3, sfortunata qui non entra, ma il possesso è sempre Rainbow. Semenchuk poi lancia questo pallone al tabellone, ancora rimbalzi in attacco per la Rainbow. Vediamo alla fine Katerincic ristabilisce gli equilibri, 27 pari dopo
tanti tentativi da parte della Rainbow. L'abbiamo visto all'inizio, torna a battere un colpo Katerincic, che resta una tiratrice superlativa per la categoria. Qui stava per segnare un tiro abbastanza complicato Mazurishina. Katerincic va a infastidirla in fase di tiro ed ecco che recuperano la palla le giocatrici Rainbow. Qui bella questa rete di passaggi, conclusa poi da Rostowska sotto canestro. Benissimo qui la Rainbow, sì, ottima trama offensiva. Sì, è proprio così, e forse Cogebbia vuole che si affronti questa zona. Passaggi veloci, rapidi. Qui sprecato il tempo. Davi era sotto canestro, però si incespica un pochettino con la palla, ma riesce a subire un fallo e saranno comunque 2 tiri liberi. Qui commette il fallo Bosio, che però devo dire ha avuto un ottimo impatto proprio in termini, come dicevo prima, di ordine sul match. Però con quel bel passato qui comunque la rotazione difensiva non era assolutamente male. Poi pecca, diciamo, di gola forse nel commettere questo fallo. In generale il suo ingresso è stato positivo per la Rainbow, che ha fatto vedere che comunque quando è riuscita a ordinarsi, l'ho fatto praticamente nell'ultimo minuto, è riuscita a tornare a mettere la testa avanti e adesso impatta a quota 29. Adesso vediamo Kalak nel frattempo che rientra per Rescifina. Ancora Kalak, vediamo alla fine, forse fallo o comunque gli arbitri non sono di questo avviso. Può ripartire per l'ultima azione, sono 6 secondi sul cronometro. Katerincic spampinato, tira da 3, prende il ferro per pochissimo, non riesce a realizzare questo tiro da 3. Sempre difficile comunque, i tiri di spampinato, sempre molto difficili. 29-28 il punteggio alla fine di questo secondo quarto e adesso intervallo lungo. Ci fermiamo.
Ben ritrovati al Palato Marchio, le squadre sempre loro, Rainbow Viagrande contro Rescifina Messina. Abbiamo visto due quarti piuttosto dinamici, comunque tanti errori da una parte e dall'altra, però devo dire che Rescifina tiene botta alla capolista, che forse sta commettendo qualche errorino di troppo in attacco, soprattutto triple che non entrano. Solitamente ci hanno abituato ad altre percentuali. Sì, Spampinato ha sbagliato tanto, però diciamo non è imputabile a lei assolutamente questo risultato. È comunque alla ricerca della migliore condizione fisica. Anche le altre diciamo che non hanno impattato alla grande. Rostowska non è entrata nel vivo del match, ha anche avuto meno tempo a disposizione per incidere del solito. In generale comunque una Rainbow opaca, possiamo dire, nei primi 20 minuti, mentre una Rescifina assolutamente meritevole di essere pienamente in partita, ha dato grande filo da torcere alle Viagrandesi. Vediamo subito palla a Katerincic, la prende Spampinato. Può partire così questo terzo quarto dove la Rainbow comunque nonostante tutto è sul +1, 29-28 il punteggio per adesso. Vediamo Katerincic, il palleggio viene rubata, qui la palla bene da Rescifina che conduce adesso, vede bene Davi, il passaggio purtroppo è troppa parabola. Vediamo adesso ancora Davi che ruota il pallone, può essere gestito meglio. Kalac poi dall'angolo prova la penetrazione, la palla attraversa, va oltre il canestro e quindi nulla di fatto da entrambe le parti. Può ripartire con più calma adesso la Rainbow. Rostowska abile a gettare il pallone sul corpo di Davi, quindi rimessa in attacco. Molto intelligente qui Rostowska, con un lieve tocco guadagna la rimessa in attacco. Tocco delicato, gentile. Ancora Semenchuk, Bosio e Rostowska. Qui si prende anche questi due tiri liberi, probabilmente Kalac. Il fallo è della numero 9 della Rescifina Messina. Vediamo adesso anche il fallo, è il secondo personale, primo di squadra in questo quarto. Si alza una bella palla tra le linee interne di Bosio, che qui innesca Rostowska, la specialità della casa, la numero 17. Qui però Rostowska lascia per strada un tiro libero. 0-2, recita così il verdetto dai liberi di Rostowska. Vediamo ancora Masuriscena col pallone, prova adesso un arresto e tiro, però Bosio è sempre lì. Kalac adesso contro Spampinato, prova a liberarsi, la cede a Rescifina che non si accorge del passaggio inizialmente e qui sbaglia anche. Ottimo il recupero di Rostowska che però mette giusto quel po' di piede sulla linea e sarà rimessa Rescifina. Proprio Rescifina, squadra e giocatrice che si prepara a rimettere in gioco questo pallone. L'arbitro si chiarisce un attimo col tavolo circa i 24, sì. Conciliato la 5 direi in questo momento. Sì, 4 e 7 con precisione, non so come siano riusciti a impostarlo, probabilmente ci sono anche i decimi. Raramente vedo sì. 4.7 secondi a disposizione per il nuovo attacco della Rescifina ed è proprio Kalac a prendere la palla, parabolone qui ma non prende neanche il ferro e poi azzuffaia nel pitturato. Scadono i 24, rimessa Rainbow. Kalac ci fa prendere un po' la mano, nel senso che c'era non troppo tempo sui 24, però c'era ancora qualche secondo per costruire un qualcosa di meglio di questa preghiera. Vediamo adesso Katerincic, prova ancora la tripla Spampinato, il rimbalzo è sempre Rainbow. Vediamo adesso Bosio che prova a penetrare dall'interno. Spampinato, Katerincic da 3, affidabile la numero 13 fuori dalla linea 3 punti. Adesso chiede anche una svegliata generale alla sua squadra.
32-28 Rainbow, più 4. Vediamo adesso il passaggio che stava per essere intercettato, ma comunque l'azione d'attacco finisce nel nulla e può ripartire la Rainbow ancora con Semenchuk. Si guarda intorno, c'è Spampinato dentro per Bosio, bello qui il passaggio per Rostowska che era troppo sotto il canestro, non riesce a coordinarsi bene. Vediamo quest'ultimo contropiede, niente da fare neanche per Rescifina. Rostowska qua prende la palla, ma più che altro le arriva addosso questo pallone. Adesso devono ragionare un po' di più le ragazzi con Gebbia. Spampinato però vede bene Rostowska ancora da sotto, altro errore della 31 e altro contropiede. Vediamo se adesso avrà una fine diversa. Rescifina però si ferma, preferisce la calma, preferisce cedere il pallone fuori. Ancora Rescifina adesso dalla linea 3 prende il blocco della compagna che poi sta per cadere. 2 secondi sul cronometro e 2 punti segnati qui dal numero 7 Shula che tira, becca il ferro, quindi il cronometro poi riparte da 14. Qui qualche problemino ai 24, nel senso che potevano essere riciclati prima, però 2 punti regolarissimi per tutto molto rapido, ma comunque sì, 2 punti assegnati. 32-30, altro errore di Spampinato qui al tiro da 3, però c'è Bosio a prendere il rimbalzo d'attacco, a correggere. 2 punti importanti per il nuovo più 4 della Rainbow. Quasi 4 minuti passati in questo terzo quarto. Vediamo ancora il palleggio qua, palla ceduta a Rescifina che prova dal fondo. Dovi non riesce qui a tirare bene. Adesso Spampinato, Semenchuk, Katerincic prende la palla, la cede ancora a Spampinato, stavolta non tira. C'è Katerincic però ancora libera. Nulla da fare. Kalac può e segna questo canestro. 2 punti importanti per rimanere in scia. 34-32. Comunque i punti segnati sempre pochi. Siamo quasi a metà di questo terzo quarto ed ecco altri 2 punti di Rostowska. Sì, Rostowska riesce finalmente a trovare il suo spazio sotto le planche, mentre dall'altro lato Rescifina si affida sempre più a Kalash. Vediamo Kalash ancora col pallone, preferisce andare nella parte dove non viene portato il blocco, poi sbaglia però questo tentativo di penetrazione. Spampinato protegge bene la palla e guadagna un fallo. 2 tiri liberi no, perché siamo lontano dal canestro, ancora non ci sono bonus. Sarà rimessa e Spampinato adesso si accomoda in panchina. Con Gebbia vuole spiegargli qualcosa. Sì, la stand. E torna Ivaniuk in campo con 3 falli personali, dovrà gestirsi un po' meglio in difesa. Vediamo adesso ancora Ivaniuk, prova a sfruttare il blocco di Rostowska, ma il difensore è bravo, si allarga bene. Qua Dovi recupera bene il pallone, è sola contro Ivaniuk, preferisce cedere la palla a Rescifina da 3, si mette bene, poi però ferro e riparte Ivaniuk. Superiorità numerica però già vanificata. Prova il taglio qua Katerincic, viene vista solo alla fine da Rostowska e poi infrazione di passi. Sì, ancora una Rainbow che in attacco sembra mancare un centesimo per fare l'euro. Ha chiamato anche il time out fra l'altro. Sì, Coach Gebbia prova a ritirare un po' le idee, sarà penso fondamentale per questo seconda metà di terzo quarto e poi ci attenderà anche l'ultimo atto del match.
Si ritorna in campo, 4:14 ancora da giocare in questo terzo quarto. Rainbow 36, Recifina Messina 32. Proprio di quest'ultima il possesso per ricominciare proprio Recifina a condurre. Palla Kalac, adesso batte Semenchuk, poi la cede a Recifina. Ancora lei si arresta, il tiro e va quasi in porto, poi non riesce a prendere il rimbalzo Shula. Può ricominciare Ivaniuk, chiama lo schema stavolta Ivaniuk. Bello qui la penetrazione, peccato, ma c'è Rostowska pronta a prendere il rimbalzo. Vediamo Semenchuk, lasciata troppo sola da 3. Semenchuk 39-32 più 7, inizia un reale vantaggio adesso. Sì, la Rainbow finalmente riesce a trovare un po' di continuità offensiva, soprattutto Recifina sembra essersi un po' spenta dall'altra parte. Eh sì, Che smentisce subito. ovviamente appena noi diciamo qualcosa viene istantaneamente smentita. In questo caso è Kalac a regalare 2 punti alla sua squadra, meno 5, quindi adesso il distacco. Vediamo Katerincic che prima pensa di passare, poi vede troppa libertà concessa, ma non riesce a realizzare qui il tiro da 3. E allora ancora Kalac. Vediamo possesso qui importante, tripla che per poco non entra. E quindi Ivaniuk chiama lo schema sotto consiglio di coach Gebbia. Ancora Ivaniuk, stavolta ancora penetra, niente da fare, è rovinosa la caduta qui sia di Ivaniuk sia la giocatrice di Recifina. E poi Kostowska qui prende anche una botta, saranno 2 tiri ma non riesce a realizzare, quindi Sì, qui bella palla di Semenchuk che riesce a trovare Rostowska molto profonda. Rostowska potrebbe fare qualcosina anche in più, secondo me, nel senso che riceve con una ottima posizione profonda, prende un colpo, non riesce a destreggiarsi per concludere. Saranno solo 2 liberi per lei. eh sì, fra l'altro vediamo che esce Shula e rientra Masurishina con la numero 31. Dall'altra parte l'altra numero 31, Rostowska, segna il primo e sbaglia il secondo dei liberi, ma c'è Bosio a prendere questo rimbalzo, quindi la Rainbow ancora in attacco. Ivaniuk troppo libera qui per il tiro da 3. Prendono fiducia le ragazze di Cogebbia. Assolutamente sì, si è un po' aperta la maglia della difesa di Recifina. La Rainbow quando ha spazio dall'arco punisce, lo fa Ivaniuk in questa circostanza. Vediamo qua anche il recupero difensivo di Semenchuk, coadiuvata da Bosio. Ancora Semenchuk, c'è Ivaniuk adesso a gestire questo pallone, si allargano le compagne di squadra. Vediamo Katerincic adesso per Bosio, ancora Semenchuk, continua il giro palla Rainbow, poi c'è Rostowska, Bosio, Semenchuk da 3 e stavolta non va. Stava per ripartire Recifina Messina, fermata Kalac sul contropiede. Tra l'altro c'era anche Davi. Sì, mentre Sola. c'è il minuto, penso per Recifina. Sì.
Siamo tornati, 1 minuto e 36 da giocare. Alla fine di questo terzo quarto la palla è per Rescifina Messina e per Rescifina giocatrice che porta qui, conduce le sue compagne. Spadaro, adesso Dovi, vediamo i tagli, non c'è abbastanza movimento, Dovi non sa a chi cedere la palla ed è proprio l'errore dietro l'angolo. Ivaniuk intercetta. 5-0 firmato Ivaniuk. 5-0 Ivaniuk in questo parzialino dove la Rainbow arriva a più 11 dalle avversarie. Kalac qua sbaglia il passaggio, può ripartire ancora la Rainbow che adesso è stra in fiducia. Ivaniuk chiama lo schema, Rostowska e Bosio lì come due butta fuori dal locale, però alla fine non riesce bene questo schema. Ivaniuk la passa un po' troppo oltre e Rostowska non riesce a prenderla. Sì, manca l'aggancio, Rostowska voleva prenderla a una mano, ma molto complicato in quella circostanza, in quella zona di campo. Nel frattempo esce Davi, rientra Masuriscena che prende subito palla, decide di portarla lei. Vediamo adesso come la gestisce, non molto bene. Sarà comunque possesso Rescifina in virtù della palla 2. Masuriscena ancora con la palla alla rimessa. Rescifina vede Kalac marcata stretta da Semenchuk. Vediamo Kalac cosa farà in questi ultimi 5 secondi. Bello qui il palleggio e poi il sì, prova a recuperare il pallone Kalac, ma partiva da fuori il campo. Entrambi i piedi oltre la linea per Kalac, che però ha sempre questo crossover frontale molto bello, molto pulito, è molto difficile da contrastare e da un paio di occasioni però che le manca l'appoggio finale. In generale sintomo di una Rescifina che ha un po' perso lucidità dal punto di vista fisico. Sì, perde un po' lo smalto questa squadra che adesso deve difendere in questa che potrebbe essere l'ultima azione del quarto. 45-34 Rainbow, vediamo la circolazione. Katerincic pensa troppo, poi alla fine la cede Ivaniuk che prende il ferro. Bosio si deve girare subito, il tiro non riesce a concludere in questo ultimo parziale. 45-34 Rainbow, ci vediamo fra poco per l'ultimo quarto.
Sembra un errore, sembra che siamo ripartiti dal terzo quarto, in realtà è il quarto quarto e Katerincic è di nuovo alla rimessa per iniziare proprio l'ultimo parziale di gioco. Palla ancora Ivaniuk, la condottiera per Semenchuk. Vediamo Ivaniuk, Bosio nel frattempo si libera lì nell'angolo, bello il tiro qui, facile, cercato, trovato per la numero 17. Subito parte bene la Rainbow sul più 13 adesso, 47-34 a quarto quarto iniziato. Ancora vediamo il tentativo di penetrazione da parte di Rescifina, qua Kalac morbida ma non abbastanza per insaccare il pallone e quindi riparte ancora con calma la Rainbow, sempre Semenchuk. Ivaniuk, Semenchuk prova ad allargarsi, stavolta Katerincic dall'altra parte, Bosio, troppe maglie blu attorno, Spadaro la spizzica, ma alla fine in qualche modo la palla arriva a Katerincic che tira da 3, prende anche il rimbalzo, la strappa via dalle avversarie e Ivaniuk conclude con questi 2 punti. 4-0 parziale subito, 49-34. Sì, forse un qualche passetto di arretramento in più Ivaniuk, non ravvisato dagli arbitri. Shula gestisce qua per Rescifina, ancora Shula che vede Kalac fuori da 3, non trova più la lucidità la numero 9 dopo che l'abbiamo esaltata, diciamo si è spenta un po'. Ma in generale tutta Rescifina è da un po' che non sblocca il suo tabellone in termini offensivi e chiaramente a livello fisico paga un po' la profondità del roster della Rainbow. Adesso Ivaniuk tenta ancora il tiro da 3, rimbalzo in attacco ancora per la squadra di casa e quindi Ivaniuk, vediamo bella qui la penetrazione, potrei dire alla Ivaniuk, 2 punti, altri 2 punti importantissimi, 49-34 adesso, scusate 51-34 adesso il punteggio e viene chiamato time out giustamente. Riparte il quarto quarto, ancora Rescifina qui ci prova, però adesso troppo individualismo da parte di Rescifina, c'è stanchezza, infatti rientra, vediamo col numero 16 anche Biancato per dare un po' di pausa a Mazurishina che ha giocato veramente gran parte di questa partita. Adesso Semenchuk, ancora lei, Bosio da 3, lontano, prende il palo in questo caso, ma il tiro era in velocità, infatti qui stavamo aspettando, stavamo attendendo, non ha toccato il ferro, ha toccato. Coraggioso l'arbitro, nel senso che non aveva riciclato il tavolo e si è assunto lui la responsabilità di prendere questa decisione. Prima cercavo di fare segno proprio al tavolo, poi ha detto non ha toccato, effettivamente ha fermato lui l'azione e chiamato l'infrazione di 24 secondi perché non è stato ravvisato un cambio di possesso. Vediamo infatti
Vediamo infatti la palla che è proprio per Rescifina. Ci sono dei chiarimenti fra arbitro e tavolo. Stanno penso decidendo il cronometro? Sì, 7:31, corrisponde anche il nostro. Al centesimo. Siamo diventati molto bravi col tempo. C'è il chiarimento giustamente anche con il coach Gebbia. Comunque la palla viene consegnata alle mani Kalac, adesso può ripartire la partita con Rescifina. Vediamo la palla quasi persa, in qualche modo la palla arriva a Davi, poi viene persa e c'è anche il fallo subito sulla ripartenza alla Rainbow. Sarà una rimessa, una semplice rimessa. E ora la Rainbow probabilmente dilagherà quantomeno nel gioco, dato che Rescifina veramente sembra parecchio spenta. Sì, fermo a quota 34 da ormai un bel po' di tempo. Rescifina offensivamente in rottura prolungata, vediamo se riuscirà a riscattarsi ora. Eh sì, vediamo proprio un altro contropiede qua, però si schiera subito la difesa della Rainbow. Proprio Kalac prova a sfruttare il blocco, anzi chiede alla compagna di prendersi la palla in post basso. Adesso vediamo Rescifina, la penetrazione, il salto, tiro un po' scordinato, non riesce a salvarla, poi la Shula, quindi ancora per la Rainbow, altro possesso sprecato proprio da parte di Messina. Katerincic, Ivaniuk, Bosio è libera, Ivaniuk preferisce la penetrazione, lo scarico però per Bosio che alla fine non realizza. Ancora Rescifina, Davi si arresta, poi prova a passare la palla, ma Semegiuk ha le braccia lunghe, la arpiona, la cede alla sua playmaker. Vediamo adesso Rostowska. Semegiuk si era liberata nel frattempo, Rostowska era girata dall'altra parte. Vediamo adesso una serie di tagli, ancora Rostowska, Bosio per Katerincic da 3 per un pelo. Ivaniuk però ruba anche questa palla e quindi rimbalzo in attacco, palla a Rostowska e 2 liberi guadagnati. La strega del frutteto Ivaniuk qui, perché la palla se l'ha persa, si tuffa, la tocca, la porta a casa e poi riesce anche a servire. Dà pure la palla alla compagna. Rostowska che sempre le manca qualcosa nell'andare su. Eh sì, non riesce sicuramente a procurarsi i falli, anche il suo sporco lavoro, però ci stavano quei 2 punti ogni tanto in più insieme ai liberi. Nel frattempo il primo comunque lo segna, anche il secondo, quindi altri 2 punti per la Rainbow. C'è stato un cambio, rientra Mazurishina per Shula, anzi scusate, per Davila, numero 8. Shula è ancora in campo ed è proprio Mazurishina qui da 3, il tiro airball oltre la siepe, oltre il ferro. 53-34 il punteggio, 34 ormai bloccato come dicevi tu da tanto tempo, mentre la Rainbow continua a segnare con Semegiuk. Qua prova anche il tiro da 3. Incredibile Ivaniuk che sta dando tutta se stessa per questa squadra. Bosio nel frattempo sbaglia, però Ivaniuk ha avuto la peggio. Ha avuto la peggio, sì, perché buttandosi giustamente ogni tanto qualche parte del corpo potrebbe farsi male. Sì, no, ma si è davvero lanciata sul parquet. Però rientra qua il dolore. Ha preso l'anca, sì, anca destra, bacino. Sì, comunque addome basso. Torna spampinato nel frattempo per Bosio, basta il quintetto coach Gebbia in vista di questa
seconda metà di quarto quarto e ultima scorcia di gara. Ritorna infatti il capitano Giulia Spampinato, che sta tornando in ritmo. Vediamo se troverà anche la tripla oggi. Ancora secco dovrebbe essere di punti, Sì. se non vado errato. Sì. C'è anche un altro cambio per Coach Gebbia, vediamo, entra Amico, esce proprio Ivaniuk. Decide di farla stare un po' in panchina, l'ha vista troppo, forse troppo dolorante, e che poteva procurarsi altri dolori perché stava buttando letteralmente su ogni pallone. E inoltre comunque era una soluzione, come dicevo prima, pensavo avesse abbassato il quintetto. In realtà, fra l'altro. In realtà non sceglie di giocare col doppio play, rimette dentro un Amico. Palla subito recuperata per la Rainbow, vediamo che Ivaniuk fra l'altro rimane ancora in zona cambi. Qua Spampinato sbaglia, rescifina, bella la finta dal palleggio e poi appoggia facilmente dopo aver spiazzato le giocatrici della Rainbow. 2 punti dopo tanto tempo per rescifina. Qua Amico si fa rubare il tempo, non riesce ad appoggiare bene a canestro. Palla 2, sarà palla rescifina. 53-36, abbiamo sfiorato il più 20, 4:25 da giocare. Ed ecco che rientra Ivaniuk per Semenchuk. Soluzione doppio play che vuole provare Coach Gebbia per questi 4:25. Semenchuk non sono certo che sia mai uscita dalla partita, sembra di averla vista. Una di quelle che ha giocato di più, anche reduce dall'ultima prova casalinga della Rainbow settimana scorsa, in cui è stata la migliore in campo proprio. Vediamo adesso, bello il movimento, peccato per la conclusione di Shula, che comunque ha sempre la palla, segna questi 2 punti, si porta a casa anche il fallo e sarà libero per lei dopo il canestro da 2. Coach Gebbia è furioso perché lo Stasca si è fatta portare a squadra, numero 7 dei Rescifina. 2 segnati e 1 potenzialmente la in arrivo. possibilità di concludere il gioco a 3 punti. Vediamo adesso Shula. Il tiro viene messo a segno. 53. (53-39) adesso il punteggio sempre in favore della squadra di casa. La Rainbow conduce quest'ultima parte di gara, 4:08 sul cronometro. Alla rimessa c'è Katerincic, Ivaniuk prende questa palla, si allarga nel frattempo Spampinato. Ivaniuk preferisce giocare sempre col penetra e scarica, ancora Rostosca, vediamo Spampinato, si coordina, il tiro da 3, Ferro non riesce a sbloccarsi in questa partita Giulia Spampinato e può ripartire Rescifina Messina. Ancora gioco piuttosto individuale, proprio di 41 il punteggio. Vediamo adesso Katerincic, Ivaniuk, ancora Spampinato, trova sotto Amico il passaggio per Rostosca che tira male, però giustamente si procura questi 2 tiri liberi. Sì, altri 2 liberi per lei, non è stata precisissima fino a questo momento. No. Ed ecco che viene amministrato il primo dei 2 liberi, c'è anche il bonus fra l'altro in favore della Rainbow dopo questo fallo. Ancora Rostosca, vediamo l'ultimo libero sbagliato, anche questo, si rimane sul 53-41. Qua Rescifina fatica a uscire alla propria metà campo, c'è il pressing altissimo, Ivaniuk ruba la palla come suo solito e appoggia anche a canestro, anche 2 punti. Ottimo qui il pressing della Rainbow. Diavolo a 4 Ivaniuk, spunta sempre lei quando la palla è vacante e qui con un buono scambio con la compagna appoggia il più 14 Rainbow. Nel tempo Spampinato prova anche la rubata, però poi col piede pesta la riga laterale e sarà rimessa per Rescifina. Altra occasione concessa, ma
sprecata proprio da Shula. Palla 2 ed è proprio palla Rainbow. Spampinato si rialza dopo questa palla 2, effettuerà anche la rimessa. Ivaniuk, ancora lei a condurre l'azione, prova a liberarsi Amico, però viene tenuta vicina dalla giocatrice alla Rescifina. E poi Shula, ottimo qui il recupero della palla, 2 punti per la numero 7 e Rescifina continua a crederci in fondo, però qui Amico si fa portare via questo pallone e c'è anche il fallo. Sì, notevole abbassamento di tensione in questo momento della Rainbow. Rostowska sta nettamente perdendo il duello con la sua avversaria sotto canestro. Amico evidentemente ha qualche problema perché chiede il cambio a coach Gebbia. Rientra Semenchuk. Sì, rientra Semenchuk. Rientra proprio Semenchuk, che si era andato a riposare un po' in panchina. 55-43, adesso sono 12 i punti che dividono le due squadre, sempre in favore comunque della Rainbow. 2:31 a giocare alla fine della partita e il possesso è per i ragazzi in maglia blu. Biancato in particolare sarà a effettuare la rimessa. Nel frattempo vediamo, c'è un attimo di pausa. Catalano spiega. Catalano accoglie la richiesta di minuto da parte di coach Malaya e ci fermiamo. Riparte la partita, ci eravamo lasciati sul 55-43 Rainbow, il possesso è di Rescifina, vediamo proprio Rescifina fuori da 3, prova a crearsi un tiro ma Spampinato pressa forte, allora Mazuriscena, bello qui il passaggio per Shula, bella azione qui di Rescifina, Mazuriscena trova veramente un passaggio che poteva finire malissimo, però la trova bene la compagna che poi subisce un fallo e adesso saranno 2 tiri liberi per l'eventuale -10. Sì, Malaya qui, coach Malaya la voleva proprio disegnare lei questa azione, si vede il suo tocco, la sua mano in questa esecuzione, effettivamente ben svolta. Primo libero segnato per Shula, il secondo non ha la stessa sorte. E allora 55-44, ancora comunque un discreto vantaggio per le giocatrici della Rainbow. Vediamo adesso un altro giro palla, Ivaniuk per Rostowska, ancora Ivaniuk da 3, preferisce tirare quando mancano 5 secondi sul cronometro, il pallone non va in retina e allora può ripartire proprio Rescifina. Bello qui il palleggio, la gestione dell'azione e il fallo subito da Mazuriscena. C'è da capire se aveva iniziato già il terzo tempo per i 2 tiri. Vediamo, no, abbiamo concessa la rimessa. Era stato fatto prima il fallo
si lamentano alla panchina di Rescifina, parere discorde con quello degli arbitri. In generale comunque la Rainbow ci sta mettendo del suo per non portare tranquillamente a casa questo match. Rescifina fino all'ultimo ci prova. Eh sì, ci credono fino all'ultimo. Shula qui, qua la tripla non entra, prova anche a prendere il rimbalzo e c'è il fallo, che però sono due liberi. Frattempo il bonus è anche in favore di Rescifina, quindi vedremo un pochettino come si orienteranno le difese in questo ultimo minuto e 33 secondi. Sbaglia il primo libero Ivaniuk. Oddio, è complicato il rapporto della Rainbow ai liberi. Avevamo sottolineato nel video che come avesse iniziato con 4 su 4, poi è andata incalando. Ed ecco la smentita subito di Ivaniuk. 1 su 2 quindi per la 44, 56-44 anche il punteggio della partita. Qua ci prova ancora Kalac. Tanti fischi in questo finale, tanti liberi. Eh sì, la partita piuttosto spezzettata, vari falli da una parte e dall'altra. Vediamo adesso i due liberi per la numero 9 della Rescifina. Il primo viene segnato. Anche il secondo, 2 su 2 per Kalac. E adesso difesa forte chiamata da coach Malaya. Semenchuk per Spampinato, fuori per Katerincic. Ivaniuk finta e poi chiama lo schema. Ancora Semenchuk, Ivaniuk taglia, Semenchuk trova Rostowska, Spampinato, c'è un buon giro delle giocatrici della Rainbow. Spampinato alla fine preferisce la conclusione personale che non va a buon fine. La palla qui, peccato l'errore di Biancato che aveva arpionato questo pallone. Il passaggio difficile, però riesce comunque la Rainbow a recuperare questo pallone. Adesso Spampinato chiama un po' di calma, mancano circa 40 secondi. Vediamo Ivaniuk, adesso la cede ancora Spampinato, la tripla che non c'è. Spampinato oggi al tiro non riesce a sbloccarsi. Rescifina che diciamo non spende neanche il fallo in azione in precedenza, diciamo che ha un po' mollato per le speranze di vittoria, ma sicuramente vuole continuare a arrotondare il punteggio in suo favore, visto che comunque mancano 24 secondi e il passivo è di riuscita meno 10 per Rescifina. Davvero è comunque alle calcagna della Rainbow fino al... Eh sì, perché stava per toccare il più 20 la Rainbow a un certo punto della partita e invece adesso si trovano sul più 9 con un altro libero da tirare per Mezzuriscena. Vediamo insieme l'esecuzione, c'è anche questo, quindi sono 8 adesso i punti che dividono le due squadre. Vediamo adesso come supera il pressing la Rainbow. Qui c'è il fallo di Mezzuriscena. Sì, c'è il fallo. C'è il fallo che porta Ivaniuk proprio al tiro ai due tiri liberi. Sì, lì è la carità per lei, 1 su 2 l'ultimo tentativo. Il primo stavolta viene realizzato da Ivaniuk. Anche il secondo, più 10, mancano 18 secondi. No, scusate, non c'è stato. Però ti dirò, lei non è entrata in campo, quindi la rimessa non è battuta. Stavo pensando proprio questo. Era sul canestro subito. Io pure ho visto entrambe le giocatrici fuori. Era la rimessa di fondo campo dopo il canestro subito, quindi teoricamente, e infatti viene corretta la decisione. Chiede scusa l'arbitro. Ancora rimessa per Rescifina, sì. Buon occhio Gaetano. No, vabbè. Sembrava strano il contrario. Vediamo il passaggio disperato qui che non va in porto.
E ancora palla Rainbow, 14 secondi, Vaniuk, Rostowska sola, appoggia altri 2 punti e possiamo probabilmente scrivere la parola fine, o almeno la scritta Rostowska. Viene perso un altro pallone, palla Rainbow. Sì, 10 secondi, 6-0-4-8, diciamo che Rescifina deve darla su a questo punto, però veramente, come dicevo in precedenza, fino al 39-51 è stata in partita oggi per provare a strappare i 2 punti alla capolista, che ormai possiamo dirlo continua il suo percorso retto e si aggiudica ormai matematicamente il primo posto nel girone unico di questa Serie B femminile. Finisce così la partita, 60-48 per la Rainbow, come dicevi tu, primo posto matematico. Sì, come dicevo anche sempre io, perché alla fine sempre tu, autoreferenziale. Un plauso va fatto a Rescifina, che oggi è venuta qui a Via Grande e ha fatto la sua onestissima partita, nel senso che per 3/4 ha avuto anche i nervi e la tenuta fisica per stare al passo della Rainbow. Nel quarto quarto le sono mancate un po' le gambe e la fisicità, ha provato a restarci dentro a questo match con la voglia, ci è riuscita solo a tratti e da qui viene fuori questo passivo che comunque ci ha regalato forse il risultato giusto per questa partita, che si chiude sul 60-48. Si chiude proprio così, vi lasciamo con queste immagini, noi ci salutiamo, adesso proseguirà la diretta con le interviste dei personaggi Rainbow, probabilmente sentiremo l'allenatore, vediamo il capitano e il presidente. Comunque ci fermiamo per adesso, ci vediamo fra pochissimo.
Ok. Coach Nini Gebbia, oggi vittoria un po' sudata nel primo tempo e comunque primo posto matematico. Sì, oggi vittoria, ma oggi pessima partita, almeno per 3/4 della gara. Abbiamo subito le loro iniziative sia in attacco che in difesa, provando a trovare la soluzione più che con le forzature piuttosto che con il ribaltamento di palla, il movimento, la palla dentro, eccetera. Nel quarto siamo riusciti a chiudere meglio in difesa le loro iniziative e a trovare qualche canestro magari in contropiede, questo poi ha fatto la differenza. Quindi c'è ancora molto lavoro da fare per vista dei playoff a questo punto. Ma sicuramente se non riusciamo ad avere un rendimento più elevato sia in attacco che in difesa faremo molta fatica. In ogni caso entusiasmo dall'altra parte invece squadra Panza Giovane. Per quanto riguarda le ultime 3 partite, avete una in casa, 2 in trasferta, cosa ti aspetti? Una reazione diversa dalla squadra? Ma noi dobbiamo continuare a giocare, adesso siamo matematicamente primi, però poi tu sai perfettamente che nel playoff si azzera tutto e se sbagli una partita in casa rischi di restare fuori, quindi dobbiamo recuperare, diciamo, la nostra intensità difensiva, un maggiore equilibrio in attacco e più precisione anche nelle conclusioni. Va bene, grazie mille coach. Grazie a voi. Presidente? Va bene, io non c'entro nulla, però... Mi ero già messo il giubbino, scusate, qua c'è particolarmente freddo. Allora, finalmente ci siamo riuniti tutti e tre. Gli spettacoli a teatro li annunciamo i prossimi, no, comunque ci vediamo prossimamente, vediamo il calendario. Quindi La Rainbow sta facendo una partita in casa qua alla fine, Gravina Sì. ancora ce ne sono un bel po', quindi Ci vedremo. Esatto. va bene, da Basket Grazie a tutti. Catanese, quindi un saluto, grazie per averci seguito e una buona serata. Ciao a tutti.